Buonasera a tutti ragazzi, di notizie assurde se ne trovano tante, però alcune sono vere. In effetti un gruppo di astronomi ragazzi ha trovato detto che addirittura ragazzi è più luminoso del nostro sole. Fin qui nulla di strano dite voi, però peccato che sia più luminoso 100 miliardi di volte il nostro Sole, cioè capite la differenza? È luminoso più o meno 100 miliardi dei nostri soli, del nostro Sole messi insieme, quindi un oggetto sconosciuto che non sanno neanche loro che cos'è. In effetti sono già 3 anni che loro lo stanno studiando, però non sono arrivata a nessuna conclusione, quindi non è una cosa di adesso. Quindi gli astronomi non sono ancora certi di cosa sia. Si sospetta forse che la sfera di gas è il risultato di una supernova, però se fosse così sarebbe la supernova più potente che si abbia mai visto, anche se ultimamente hanno notato un rarissimo, diciamo che al suo centro possa esserci un rarissimo tipo di stella chiamata magnetar, una cosa così potente che spinge i limiti energetici consentiti dalla fisica. Quindi in effetti si pensa che sia un tipo di stella chiamata magnetar, quindi una cosa che non avevamo mai visto, non noi, loro di certo. Quindi questa sfera di gas purtroppo non può essere vista a occhio nudo perché ragazzi sta quasi 4 miliardi di anni luce distante, quindi è stato possibile solo con telescopi tipo Hubble, tipo Hoyo, quindi con telescopi professionali, non con l'occhio proprio diciamo materiali. Quindi però la cosa più strana è che rispetto a una supernova media questa è 200 volte più potente e 570 miliardi di volte più luminosa del nostro Sole e 20 volte più luminosa di tutte delle stelle della nostra Via Lattea messe insieme. Quindi chissà che cosa sarà ragazzi. Quindi non lo sanno neanche loro. Dicono per fare una grande quantità di energia questa energia deve provenire da qualche parte, ma da dove non lo sanno. In effetti dicono non abbiamo mai visto nulla di questo genere e quindi possono pensare che questa supernova potrebbe aver generato un tipo di stella chiamata magnetar millisecondo. C'è una stella in rotazione molto densa con un campo magnetico esagerato, quindi diciamo che questa magnetar potrebbe anche ruotare almeno 1000 volte al secondo e convertire così tutta la sua rotazione in energia, diciamo in luminosità, però in effetti non avevano mai visto nulla di simile, in effetti, quindi sono 3 anni che stanno cercando di capire che cos'è e ancora oggi con questo aggiornamento di oggi non ne sono ancora riusciti a trovare il capo e la coda di questa cosa. Quindi è uscita su una rivista diciamo di scienze in America che dopo 3 anni non sono ancora riusciti a capire che cos'è. Si sa solo che le 200 è 200 volte più potente di una supernova, 570 miliardi più volte luminosa del nostro Sole e addirittura ragazzi come ho ripetuto 20 volte più luminosa di tutte le stelle della nostra Via Lattea messi insieme. Quindi pensate che mostro deve essere, non lo so, però dopo 3 anni, questa è una scoperta del 2016, un aggiornamento del 2019 di 2 giorni fa, non hanno trovato ancora che cosa è, perché dicono non l'abbiamo mai visto nulla di simile, quindi non sappiamo. Non è neanche una supernova, dicono, perché la supernova è molto più inferiore, quindi si
presume sia questa Magnetar, che in effetti hanno solo teorizzato, ma non, diciamo, non hanno mai visto in effetti. Quindi, però, questa energia supera anche questa Magnetar in effetti, che sarebbe addirittura, questa stella ruoterebbe 1000 volte al secondo. Quindi immaginate, no? Come se il nostro sole, mo facciamo più o meno 100 miliardi di sole che ruotano 1000 volte al secondo. Quindi sarebbe proprio una cosa che non si può capire secondo me. Quindi è come mettere 100 miliardi di soli nostri tutti insieme e farli ruotare 1000 volte al secondo. Secondo me non si può spiegare. Secondo me questi qua non risolveranno mai questa cosa, secondo me. Perché loro dicono che questa energia deve provenire da qualche parte, sì, ma da dove? In effetti questa osservazione è stata fatta con Hubble, diciamo, con gli ultimi telescopi professionali che stanno in orbita, quindi è inutile, non si vede a occhio nudo oppure con telescopi normali, perché ripeto a 4 miliardi di anni luce da noi, quindi impossibile vederla, diciamo così, con telescopi, diciamo, amatoriali. Qua ci vogliono telescopi veramente non professionali, perché anche poco, ci vogliono proprio a livello di NASA, ESA, telescopi spaziali però veri e propri. Quindi ci vuole proprio un osservatorio in effetti per guardare questa galassia qui, questa supernova in effetti, quindi che poi non si sa se supernova, magneta. L'unica cosa certa ragazzi che lì in quella regione dove hanno puntato il telescopio ci sta un'energia che è 100 miliardi dei nostri soli messi insieme. Solo questo hanno potuto dire, nulla di più. Che cosa l'ha fatta, come si chiama, Magnetar, supernova, no, perché dicono che la supernova è 200 volte inferiore a questa luminosità, quindi nemmeno una supernova, quindi non si sa che energia è. Boh, non lo sapremo mai. Comunque ragazzi, vi auguro buona serata. I misteri dell'universo non mai finiscono, purtroppo secondo me ci saranno sempre e non saranno secondo me mai risolvibili, perlomeno da noi esseri umani, ragazzi. Ci sono cose là fuori che non possono essere comprese dal nostro cervello. Questo è poco, ma secondo me è sicuro. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.